Stop improvviso alla catena di montaggio e sciopero nella Idea Standard di Orcenico di Zoppola. Lo hanno deciso stamane i sindacati dopo l'incontro terminato ieri sera a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico tra sindacati e multinazionale proprietaria dei 3 stabilimenti italiani, con Zoppola, Trichiana nel Bellunese e Roccasecca nel Lazio. Le aspettative erano altre, quindi la rabbia, la delusione da parte dei lavoratori è evidente in questa fermata spontanea che c'è stata immediatamente questa mattina. Seguiranno altre iniziative se, come è stato deciso ieri all'incontro, non ci sono garanzie di ammortizzatori sociali, almeno per i 6 mesi come era stato detto, ma non condizionato alla chiusura, perché non accetteremo una cassa integrazione purché in deroga con la chiusura di stabilimento, perché a questo punto noi siamo disposti a occupare lo stabilimento. I sindacati non risparmiano i vertici politici di Veneto e Lazio, che non avrebbero fatto nulla di concreto per salvare gli stabilimenti italiani della Idea Standard. Il Friuli invece aveva messo sul piatto 3.300.000 euro per salvare l'occupazione, ma per la proprietà non erano sufficienti. Purtroppo il Veneto e il Lazio, il Veneto continua a dire che più di quello che ha fatto non può fare, su questo insomma vorrei capire cosa ha fatto. E il Lazio uguale, comunque non ha messo un centesimo rispetto a questa avvertenza. Non hanno capito che così il gruppo avrà ancora più facilità non solo chiudere uno stabilimento, ma col tempo chiudere anche gli altri 2 stabilimenti, di abbandonare proprio il territorio italiano. La fabbrica da tagliare al momento è stata individuata dal gruppo in quella di Orcenico di Zoppola, irrisolta l'avvertenza sulla cassa integrazione in deroga, con la richiesta di concessione fatta fino al giugno 2014 e ancora inevasa. E segnali preoccupanti arrivano anche dalla Electrolux. Il 28 e 29 ottobre ci sarà un incontro. Se sarà fumata nera, a rischio anche gli stabilimenti di Porcia e Susegana. Idea Standard, ma come l'Electrolux, hanno delocalizzato, stanno delocalizzando e non interessa niente dei lavoratori, delle famiglie che perdono il posto di lavoro.